Bella raga, ciao a tutti dal commendatore veneziano ragazzi, carriera comendiana, Ric Flair, Natur Boyfio, Ric Flair è felice di essere tornato nella WWE, ha sentito molto parlare di veneziani ultimamente, se è una vera superstar sarà pronto al match, mi ha preparato un match Ric Flair, molto bene. Oh, che sposo, fa il tag team contro The Rock e Stone Cold, e io che ho uno che neanche non conosco bene. Oddio, i tag team non li sopporto ragazzi, i tag team mi stanno proprio sui maroni. Vai. Big E non lo conosco, Big E. Allora, cominciamo con lui. Cominciamo con lui. Ok. Così facciamo stancare un po' prima lui e dopo partiamo noi a bomba. Big E, Big E, Big E. Vai, vecchio, dai. Spaccali i maroni. Oh, olè. Ma subito, ma che coglionazzo, ma che coglioni però. Oh, opla. Ecco, il tag team per me è sempre un match un po' così. Però questo ragazzi è il primo match che mi ha, come si dice, è un match speciale di Ric Flair, quindi forse Ric Flair vuole tornare nella WWE. Aia. Certo che mi hanno messo The Rock e Stone Cold, però fiori mica due scarsi. Quindi Ric Flair ha voluto subito vedere, ammazza, ha subito voluto vedere se veneziano è in grado di affrontare gente del genere. Ecco qua, The Rock mi ha rotto i coglioni stavolta. Bravo. Vai come. Spacchiamo The Rock, cazzo. Siamo al 65%, molto bene. Dai, come. Eccola là. Grande no, The Rock ce la fa. Attenzione The Rock. Non si scherza con veneziano. Non si scherza con il Puma. Dai, una bella spinebuster. No! Non ci voglio credere, ce la fa. Che cazzo. Eccolo qua, Stone Cold. Ma porca puttana. Qua Stone Cold ha fatto una bella cosa, The Rock ha fatto l'hot tag, che cazzo è? Va bene, Veneziano si difende molto bene. Vai. Se proviamo a rischiare a fare la special a Stone Cold, proviamoci. No, ho sbagliato tasto! No, coglione! Non ci credo. E me la fa lui, ma Dio santo. Spinebuster di Stone Cold. Che errore che ho fatto. Spinebuster comediale, silenzio. Vai come, alzati pelatone. Alzati pelatone, vai di pedigree. Vai di pedigree. Vai di pedigree. Vai come. Vai come. Sentenza come viene. Ecco. Proviamoci, proviamoci. Uno. Stone Cold si salva, Stone Cold non perde. Vai, finalmente. Vai, un bel tag. Voglio vincere, cazzo, sto match speciale che mi ha fatto Ric Flair. Devo recuperare un attimo. Affanculo, però. Vai come becco la squalifica, non sarebbe neanche il massimo. No, vai giù, coglionazzo, vai giù. No, vai, ma porca puttana. Ok. Dai, Biggie. Sto arrivando. Vai, cazzo, massacralo, porca puttana. Oh. E vola! Grande. Vai, cazzo, distruggilo, porca puttana. Questo qua, speriamo, sarebbe bello anche cercare, io vorrei anche una cintura, porca puttana, invece che andare per l'Intercontinental. Vaffanculo The Rock.
Maledetto The Rock. Ecco qua. Stone Cold. No, vecchio. Bravo Kuma. Mamma mia, cosa gli ho fatto. Scappiamo. No, 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 no. Vai via Kuma, vai via. Ancora, sono coglione ora però. Grazie. Ciao. Che palle, perché queste sono le cose che non sopporto, cazzo. Stiamo vicino a The Rock. Tanto lui non ha problemi. Vai The Rock. Ciao The Rock. Dai Big, dai, sfrutta l'occasione, chi cancari. Sfrutta l'occasione. Ecco. Tanto noi ci divertiamo con The Rock, vai. Ma porca puttana. Ormai qua c'è show puro, Vorrei buttarlo. No. Aia, ecco. Bravo, voglio buttarlo sul tavolo, cazzo. Non so, non so se l'ha mossa però, non so se ce l'ho. Bravo Kuma. Vai, vai. 1, 2. Yes! Grande gioco di squadra, abbiamo vinto. Grandi ragazzi. E bravo Kuma, e bravo Kuma. E portiamo a casa una buona vittoria di tag. Ottimo. Ottimo ragazzi. Ottimo. Ric Flair sarà contento che sono lo schenato io, però insomma siamo divertiti un po' fuori dal ring, abbiamo dominato un po' la scena, dai. E la cosa mi gasa. Solo che per arrivare, mi ha detto che 1 milione ci vuole per arrivare a Raw che sbozza, mi sembra 330.000. Grandioso, 345 adesso, ok. Se avere una superstar in cima alla WWE, sono le superstar, sono le leggende. Un'altra sfida per te. Vediamo Ric Flair cosa vuole. Dai Ric Flair, su dimostrami che mi dai dei match, adesso vedi, Kumena Veneziano vs Triple H. Anno 3 comunque, siamo al terzo anno, ho un altro abbinamento a sorpresa per te. Ancora un tag team, no, che do coglioni, dimmi di no, eccolo là. Beh, Ryback è un coglionazzo, ok. Buono ragazzi, a questo punto andiamo avanti e registro un altro match. Ragazzi, ho un match di tutto rispetto, ho vinto comunque il tag team in maniera abbastanza agevole, erano abbastanza scandalosi. E Ric Flair mi ha chiesto qual è il mio tag team preferito e gli ho risposto l'Evolution, mi piaceva tanto ragazzi, Randy Orton, Battista, Ric Flair, Triple H, erano proprio belli, cazzo, erano la leggenda, il fenomeno e 2 promesse e alla fine erano tutti e 4 sono diventati, cioè Triple H e Ric Flair erano già, anche Battista e Randy Orton sono diventati due fenomeni che hanno vinto comunque tutto. Adesso vediamo contro John Cena. Questo diciamo è un match che deve far capire al roster di SmackDown che sono pronto per quello che volete, fioi. Sono pronto per quello che volete. Il Kuma ha 364.000 follower, sono ancora pochi. Però il Kuma ragazzi ha potenzialità veramente devastanti. Il Kuma è carico. Il Kuma è pronto. Vai, buttalo su John Cena. Bye bye John. Stiamo massacrando John. Guarda come ha fatto John Cena però, cazzo, mamma mia, uguale. Ecco, John Cena si incazza adesso. E John Cena si incazza. E ancora yo-yo ragazzi, non è una pippa. Eccolo qua, arriva anche John Cena. Aia. Come si incazza. John Cena cosa fa Veneziano ragazzi, questa è bruttina. Ma il come si riscatta, ciao. Eccolo qua, prova una mossa sottomissione. Il Kuma non è famoso per la sottomissione. Rope break John Ceniano. Rope break John Ceniano. Ciao John. Il Kuma si carica. Il Kuma si carica. Vuole massacrare John Cena. Dai vecchio mio. Dai John Cena. Eccolo qua. Abbiamo la mossa, abbiamo la special. Proviamo una Spine Buster.
Spinebuster colombiana. Sentenza veneziana, ragazzi. John Cena si riprende subito però perché al comeback probabilmente. No, che cazzo è? Ha qualcosa però perché ha fatto la Spinebuster, è già pronto. Vabbè, queste mosse che lo distruggono la testa è quello che serve a me per la pedigree. E ci carichiamo per la pedigree. Vai Kuma. Vogliamo una pedigree kumendiera. Vai. Vai, 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 vai. Bye bye John. Bye bye. E anche John Cena sonnecchia, ragazzi. 1, 2. E John Cena si salva, non ci credo. Comeback di John Cena. Eccolo là. Merda. Bravo Kuma. Qualcuno ha fatto la mossa della vita, ragazzi. Mossa della vita kumendiana. Body suplex. Suplex kumendiano. È già un match più combattuto questo, però lui ha già fatto una special e una finisher. Questo conta tanto, ragazzi. Devo mettermi delle ginocchiere però, cazzo. Quello sì. Il prossimo video ci saranno le ginocchiere kumendiane. E ancora il Kuma che si salva. Il Kuma prova a volare, che se non è tra le mosse preferite di Veneziano. Bam! Proviamo a chiudere. 1, 2. Fatta. Sì, cazzo, l'ho sottotitolo per il volume al minimo. Ciao ragazzi, silenzio. Veneziano distrugge anche John Cena. Ragazzi, il Kuma c'è. Raga, il Kuma c'è. Adesso prima che la carriera cioè chiaramente adesso giocherò un po' tagliando, nel senso andrò solo nelle parti più importanti, perché vedo che comunque con il livello di difficoltà che non si capisce ancora cos'è, nel senso se è normale o se non ha livello la carriera. E con tutto dopo comincia a diventare, cioè se le vinco tutte è chiaro, cerchiamo di fare solo i match più importanti. Che comunque vedo che la modalità piace, sono contento, insomma questo gioco è sempre bello, cazzo. Veramente secondo me che la modalità Universe sarà bella, infatti la farò appena finisco la carriera. E niente raga, un saluto del comandone veneziano, vediamo se ci sono qualche notizia. E niente, siamo a 381.000 follower, quindi messi bene. E niente ragazzi, un saluto del comandone veneziano, nel prossimo video ci saranno le ginocchiere kumendiane. Ciao!